Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Zurigo ragazzi, tappa di oggi Zurigo-Budapest, anche per questa tappa Zurigo con lo scenario di Aerosoft e Budapest lo stesso. Tempo nuvoloso, sono 4 gradi a Zurigo, condizioni insomma non devastanti come ad Amburgo e niente ragazzi, andiamo per questo bel viaggetto tra la Svizzera e la Ungheria. Raga, stiamo rullando sul nostro aeroportino di Zurich Center. Ma sento un rumore, sta arrivando qualcuno? Sta arrivando qualcuno, sta arrivando qualcuno. Facciamo di fare un bel atterraggio a Budapest, a Trondheim. Ho avuto una spiacevole cosa, infatti per questo anche come avete scritto che ho tagliato la parte finale dell'atterraggio, nel senso, non perché sono andato lungo, io ero perfetto, ma perché sarei in pista 737, mi sembra giusto, il traffico ogni tanto di default vaneggia un po' e ci sta insomma, comunque così. Ragazzi, abbiamo l'autorizzazione a partire e questa è una buona cosa raga, questa è una buona cosa. Dall'aeroporto di Zurich. Vai di rullaggio come indiano. Ok. Vai ragazzi. E si parte, e si parte, e si parte, la la la. E si parte, tra la la. Dai, tempo accettabile, comunque siamo stati anche abbastanza fortunati. Speriamo di trovare bel tempo anche a Budapest. E vai, va. E vai a cannone, vai a cannone. Vai, 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 vai. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Zurich. Ciao. Vediamoci il nostro primo panorama esterno. Qua c'è un aeroportino. Contact Munich Center. Ma sempre proprio qua, fatalità. Comincio a registrare, tac, mi arriva sto stronzo di ATC obeso. Maledetto. Questo viaggio veloce, 2 orette scarse. Fiore un po' di nuvole, in questo periodo non si riesce a beccare bel tempo, cioè non c'è verso. E che non è neanche bruttissimo in realtà, però sicuramente non è un clima ideale, ecco. Speriamo che non sia un atterraggio duro, che si veda, perché grazie a Venezia, come già detto, mi è capitato veramente di non vedere un cazzo per non so, fino all'ultimo, fino a che non ho toccato con le ruote terra. Speriamo bene, fioi. La prossima tappa la farò negli Stati Uniti, comunque. 26 miglia, ormai siamo a Budapest, sono 3 gradi. C'è un tramonto bellissimo qui in Ungheria, siamo a 7000. Possiamo ammirare qua lo splendido tramonto ungherese, molto bene. E niente fioi, siamo pronti all'avvicinamento, mi hanno già dato le coordinate, le varie stronzate LS e siamo pronti. Ragazzi ci siamo, ci stiamo allenando, ho avuto grossi problemi però, nel senso non ho capito perché mi si è allenato veramente alla cazzo di cane, però l'unica cosa positiva è che c'è veramente un tramonto meraviglioso, ancora non è... Sì, ma ancora non si è allineato però stronzo. Sto aeroportino è bello pesante, però.
Questo aeroportino è più pesantino. Dai vecchio, su. Che fatica che ha fatto, ragazzi. Mamma che fatica. 500. Con Fraps mi va veramente lento adesso, sì, con Fraspotto. Oddio. Qua è meglio fare così. Minimum 200. Ciao. È meglio fare così perché ho avuto problemi nell'allineamento. Mi scuso se rallenta un po'. 100. Sono alto. 50. 30. 20. Retard. E questo che cazzo è? 10. Mamma mia, c'è qualcuno in mezzo alla pista, non so chi. Ok, frena adesso, porco. Ok. Fatta. Di poco, però. Veramente poco, oddio. Sì, fatta di pochissimo proprio. Bravo Kume. Ragazzi, siamo arrivati con un parcheggio kumendiano, ma vaffanculo. Niente, è finita la prossima tappa, Stati Uniti. Non ho capito onestamente perché ho fatto così tanta fatica alla fine. Si vede che Fraps hanno rotto un po' i coglioni. Perché adesso per esempio nel rollaggio non ho avuto problemi, cioè andava tranquillo. Si vede che probabilmente ogni tanto deve maneggiare lo stronzo. Vabbè raga, saluto il comandante veneziano, alla prossima. Ciao!